Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati su Veneto 1 da Laura Fantinato. L'ospite di oggi è Massimiliano Raschetti. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno. Allora, Massimiliano Raschetti è il direttore artistico di Pagine d'Organo, una rassegna promossa da Antiqua Vox. Ecco Massimiliano, prima di parlare di questa rassegna, appunto, parliamo di Antiqua Vox. Che cos'è e che cosa promuove? Sì, Fondazione Antiqua Vox promuove la musica antica barocca attraverso una serie di manifestazioni, tra cui Pagine d'Organo, nel territorio trevigiano. Cito ad esempio Baroque Experience, Organi Estate, oppure la rassegna Tra il Pelmo e il Civetta, per dirne solo alcune. E anche la manutenzione degli strumenti storici, ad esempio ha dato vita ad una rassegna che si chiama Restituire Bellezza, occupandosi di restaurare un clavicembalo storico probabilmente di Mattia De Gando, un fiammingo, da cui è nata appunto una rassegna internazionale di musica antico-barocca, in cui questo strumento all'interno della chiesa di Santa Caterina viene utilizzato. Ecco, qui a Treviso ci sono molti organi, per chi non lo sapesse. Ci sono molti organi storici prevalentemente, ci sono 6 Callido all'interno delle mura della città. Per chi non lo sapesse, Gaetano Callido è stato uno dei più noti organari, questo è proprio il termine dell'artista che costruisce, o l'artigiano che costruisce l'organo, durante la Venezia del Settecento. Vi è anche un organo pregevolissimo di Pietro Nacchini, il cosiddetto maestro di Gaetano Callido, ossia colui a cui Gaetano Callido si è rivolto per apprendere l'arte dell'organaria. Pagine d'Organo è una rassegna che esiste già da 10 anni, ma da quest'anno in qualche modo si è evoluta, ha cambiato veste, raddoppiando i numeri dei concerti d'organo proposti da 3 a 6, e soprattutto si è impegnata a valorizzare il patrimonio organaro di strumenti storici e anche di recente fattura, ma di pregevole qualità, diffusi nel territorio trevigiano, cioè in Treviso e nella provincia di Treviso. Allora, Pagine d'Organo, mostriamo subito la cartolina. Comincerà domenica 16 febbraio. Sì. Il protagonista sarà lei. Sì, ho questo compito, questo onore di aprire le danze. Potrei dirlo anche un po' in senso, non dico in tutti i sensi, ma anche esteso, perché il programma prevede anche la presentazione di qualche brano ispirato o di provenienza profana, e nel campo della musica profana dell'epoca vi era per esempio la danza. Sarà una serie di incontri musicali che, appunto, come ha detto lei, inizieranno il 16 febbraio, e una sorta di viaggio musicale nel tempo, perché il repertorio proposto sarà appunto domenica 16 febbraio all'organo monumentale Zanin della chiesa di Santa Caterina, uno strumento in stile rinascimentale italiano. E dicevo, questo itinerario musicale proseguirà poi nei diversi incontri, proponendo letteratura per organo che arriva fino ai giorni nostri. Forse, vi dilungo ancora un po', non tutti sanno che lo strumento organo non è un prototipo riproducibile sempre uguale. Mi spiego meglio. Non è sempre fattibile o eseguibile la musica di Bach in qualsiasi strumento. Perché? Perché per esempio Bach disponeva di strumenti imponenti che avevano 2-3 tastiere, più una tastiera per i piedi chiamata pedaliera, e dunque lui nel comporre utilizzava tutte le risorse disponibili da quei strumenti. Per esempio il Callido è pregevole, ma non può ospitare la musica di Bach perché ha una tastiera corta, la pedaliera è ridotta a pochi tasti, ma le qualità di un Callido sono la bellezza cristallina delle sue sonorità.
e dunque la musica composta per quel strumento, come dire, acquista un tono e una bellezza che su altri strumenti perderebbe, così come la musica di Bach viene valorizzata maggiormente, ad esempio, nell'organo di San Giuseppe, dove abbiamo uno strumento di costruzione moderna ma ispirato ai modelli dell'Alsazia del Settecento, i quali sono, diciamo così, ottimali per la musica di Bach. Proseguendo in questa descrizione, a Salgareda, in provincia di Treviso, è stato costruito qualche anno fa uno strumento ispirato alla scuola francese dell'Ottocento, cosiddetta la scuola organistica sinfonica. La musica d'organo in Francia dell'Ottocento si ispirava alla musica delle grandi orchestre che producevano sinfonie, e questo strumento consente l'esecuzione di brani altrimenti ineseguibili appunto su certi strumenti storici, e sarà un'esperienza incredibile perché abbiamo come ospite anche una giovanissima organista, Francesca Iossa, che ci diletterà con la musica di César Franck e di Franz Liszt, solo per citare i compositori. E conclude questo viaggio rientro in città presso la chiesa di Sant'Agostino, dove vi è un organo Serassi, una chicca, una perla di organaria ottocentesca italiana che esprime il linguaggio della musica italiana dell'epoca, che era un linguaggio prevalentemente ispirato al melodramma, all'opera. Per cui avremo modo di sentire musiche di Giuseppe Verdi, ma non per portare il teatro in chiesa, ma perché diciamo che il melodramma ha fortemente condizionato la musica per organo dell'epoca e ha dato un tono drammatico che prima non le era conosciuto. Ecco, l'organo è uno strumento un po' stereotipato, no? C'è questa idea che sia solo per musica, appunto, musica sacra, musica Sì. da chiesa, noi lo vediamo sempre in chiesa. Qui si parla di organo a canne. Sì. Quante canne hanno più o meno questi organi? Quanto grandi sono? Allora, la quantità dipende naturalmente da diversi fattori. L'ambiente ne determina le caratteristiche, dunque la grandezza dello strumento. Diciamo che per esempio in una piccola chiesa costruire un grande organo non ha senso, perché la massa sonora sarebbe sproporzionata all'ambiente. Per cui uno strumento organo può variare da dimensioni molto piccole, avere, non so, 100 canne, e può arrivare anche a 10.000 in certi ambienti. E questo è dettato naturalmente dalle esigenze, ma anche da chi lo commissiona, perché è comprensibile che più grande è lo strumento, più complicata diventa la costruzione della macchina e anche più onerosa dal punto di vista economico. E dal punto di vista appunto del musicista, quanto è difficile suonare un organo? Quanto tempo ci vuole per imparare? Beh, diciamo che il tempo è legato naturalmente anche alle abilità del singolo individuo. Lo strumento organo è una macchina molto complessa perché richiede l'impiego dell'utilizzo delle tastiere, dunque ci sono le mani, e anche della pedaliera, ma la difficoltà non è tanto l'utilizzo delle mani e dei piedi quanto la coordinazione di questi. E poi soprattutto una volta appresa, diciamo, o superate le difficoltà della coordinazione, la difficoltà sta nell'impadronirsi dei vari linguaggi che la letteratura organistica ha prodotto, perché lo strumento organo è fortemente legato al territorio. Lei diceva in chiesa, sì, certo è sempre stato collocato in chiesa, e come tale ogni territorio ha espresso religioni, pensiamo per esempio ai protestanti in Germania, e conseguente utilizzo della musica in chiesa, che rispondevano al bisogno di vivere il culto contornato di un decoro musicale che potesse soddisfare il fedele nel momento religioso.
Per cui per un organista impossessarsi di tutto questo repertorio vasto è un'impresa molto difficile. Chiaro che poi l'indole umana porta a prediligere più un certo tipo di musica piuttosto che altra. Però un organista ha, secondo me, l'obbligo di quantomeno sperimentare e conoscere un po' tutto quanto è stato costruito, no? Posso immaginare che chi si occupa, non so, di architettura, di altro, sia orientato verso un tipo di espressione, ma questo non significa che debba ignorare ciò che ha portato nella storia a un certo tipo, a un certo risultato. Per cui l'obiettivo di Pagine d'Organo è proprio quello di offrire allo spettatore, al pubblico, la possibilità di godere della bellezza della letteratura organistica che altrimenti, soprattutto durante il culto, non è possibile. Noi diciamo ad Antiqua Vox che per amare qualcosa bisogna conoscerla, e dunque il nostro compito è quello appunto non di ambire che tutti amino la musica per organo, ma di farla conoscere perché possano apprezzarla in modo migliore o in modo nuovo rispetto a prima. Certo. Ecco, allora dicevamo, Pagine d'Organo è una rassegna internazionale, ci Sì. saranno ospiti internazionali, giovani e meno giovani. Sì. Questa è la... Quante edizioni? Allora, noi abbiamo già, Pagine d'Organo esiste già da più di 10 anni. Okay. E fino all'anno scorso il focus o l'obiettivo primario era quello di ospitare giovani organisti di talento che si sono già si sono già segnalati per esempio in concorsi prestigiosi a livello internazionale, oppure che appartengono alle scuole o alle Hochschule, alle università europee più importanti. La nostra idea era appunto di creare uno spazio, una visibilità, perché si constatava che i giovani avessero difficoltà nel promuoversi, nel trovare l'occasione per farsi conoscere. A questo abbiamo dato vita appunto a un ciclo di concerti, preparando il pubblico all'ascolto, ad esempio, introducendo mezz'ora prima dell'inizio del concerto le spiegazioni dei brani che poi sarebbero stati eseguiti, posizionando un mega schermo, permettendo così al pubblico di vedere come l'organista agisce mentre sta suonando, e a fine del concerto una visita guidata. Da quest'anno invece la rassegna diventa internazionale e oltre ad ospitare sempre i giovani talentuosi abbiamo pensato di coinvolgere anche grandi nomi del panorama internazionale. Ecco, la visita guidata e il maxi schermo sono molto interessanti per chi fosse incuriosito, appunto perché noi siamo abituati a vedere le prime file, no? Le prime canne di un organo, e non sappiamo esattamente cosa c'è dietro e dentro. Esatto. Appunto, l'esperienza del concerto, diciamo che i concerti d'organo, sia per la loro collocazione e anche per la loro caratteristica sonora, sono un po' diversi rispetto ai concerti che abitualmente a teatro siamo soliti ascoltare, e questo ci dà la possibilità di creare un modo diverso di approcciarsi a un concerto d'organo. La nostra intenzione è stata proprio quella, prima di introdurre l'ascolto, utilizzare un maxi schermo perché non sempre l'organista è visibile al pubblico, e se lo è a volte è un po' lontano e non si percepisce che cosa sta mettendo in gioco mentre sta suonando. E poi, come ha detto lei giustamente, la visita guidata dopo il concerto consente di scoprire diciamo il dietro le quinte di uno strumento, vedere quanto complessa è la macchina organo, la meccanica dei comandi, dei tasti, l'inserimento dei registri, come sono fatte le canne, vedere che a materiale e fattura diversa, dimensione, corrisponde suono e timbro diverso. E questo poi il tutto armonizzato meravigliosamente dall'organaro per dare a un tutt'uno un valore artistico elevato. Ecco, credo che l'esperienza per il pubblico sia, diciamo così, completa.
sia dal punto di vista informativo, storico, dal punto di vista visivo e soprattutto grazie alla bella musica dal punto di vista emozionale. Ecco allora che invitiamo i nostri ascoltatori e chi ci guarda a Sì. scoprire questo affascinante strumento. Vorrei aggiungere, che ho tralasciato, Sì. di citare i nomi dei nostri ospiti. Certo. Diciamo molto immodestamente il sottoscritto aprirà le danze e poi seguirà Wolfgang Zehrer, docente ad Amburgo e a Basilea, affermatissimo organista che per gli organisti non ha assolutamente bisogno di presentazione. Abbiamo Tobias Lindner, altro quotatissimo organista, suonerà alla chiesa di Battuti. Poi avremo Gilberto Scordari, un giovane talentuoso, Francesca Iossa, ventenne, che io ho avuto occasione di conoscere già qualche anno fa, devo dire sorprendente la maturità musicale, e concluderà Simona Dell'Attore, appunto, dove ci presenterà a Sant'Agostino un profilo della musica ottocentesca legato alla drammaticità della musica per organo dell'epoca. Ecco che ogni domenica dalle 17 alle 17 ci sarà la presentazione, alle 17:30 il concerto in questi luoghi meravigliosi di Treviso. Non mi resta che salutarla e ringraziarla. Sono io che ringrazio per l'ospitalità. Grazie. E grazie anche a voi per averci seguito sempre sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sulla nostra pagina Facebook. A presto. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.